Piacere Marco, Adriano, se Adriano venga da questa parte. E ciao, Chiara. Ah, Chiara, mescolatevi un po', vai, mescolate. E poi vi mettete in fila. Allora, la cosa interessante è che se tu chiami delle persone, maschi e femmine, anche se non si conoscono, la statistica sociale dice che le femmine si mettono di fianco. Mi conoscete? No, però sono da attaccare. È come quando uno va al gabinetto ma in 3 o 4, no? Che non ho mai capito che cosa andate a fare in 2 o 3. Ma non importa. No, ma facciamo un maschio e una femmina, un maschio così, sì, uguale, perfetto. Ok. Allora, bene. Se venite un po' più avanti così, vediamo il perfetto. Bene, ma fermi così. Allora, non mi ricordo più i nomi, ma Adriano. Chiara. Dov'è? Lisa. Luigi, lei faccia da birichino, Luigi. Lei dice molte bugie? Sì. Sì, ne ha raccontate tante sua moglie? E sua moglie quando si era lì? Guarda, è là, Luigi. Guarda che la saluta. L'ha mandata su dicendo vai che magari ti fa sparire. Più o meno, vabbè. Racconta tutte le bugie. Sempre, certo. Sempre. Oh, lei no, mai. Sta pensando io che racconto bugie, ma quando mai mi è capitato? Roberto. Adriano, Roberto lui, Adriano. L'ha mandata su sua figlia, Questa la deve vedere brutta, sa. Allora, va bene, la cosa importante è questa. Io sto cercando di chiacchierare con voi semplicemente per fare una cosa, uso una parola tecnica, ma sto facendo quello. Cerco di calibrarvi, cioè cerco di capire che cosa fate quando parlate. Perché il linguaggio non verbale, cioè che cosa facciamo con le mani intrindate? Fai come vuoi, sì, così lui ti abbassa lo sguardo, lui sorride, lei strizza gli occhi, cioè ognuno di noi ha dei movimenti, dei micro movimenti che usa e lei si sta grattando la testa e dice chissà che cosa vuole fare bastardo. C'hai fidanzato qua? No. Sei fidanzato? No. Sei sposato? Sì. Con moglie? C'hai figli? Sì. E ti controllano? Sei sposato? Sì. Figli? No. Racconti mai bugie tua. Ok. Tu invece la malai. Cioè sei fidanzato? Sì. Fidanzato è uguale. La moglie, figli? Sì. 3. Va bene. Allora, ok. Allora facciamo così, Chiara, tiri fuori tutto ciò che ci è detto questo sacchetto. Sì. Sono qua 5 pietre, no? Controlli, sì. Allora io adesso lo dico e tu lo confermi. Ci sono in queste 5 pietre 4 di colore bianco, ne tiri su una. Sì, 4 di colore bianco così e una di colore nero, solo una di colore nero. Butta tutto dentro. Tutto. Allora, la cosa importante è che adesso dovete fare una cosa molto semplice, e cioè dovete mettere la mano dentro questo sacchetto, chiudere la mano dentro una biglia, cioè prendere una biglia, chiudere la mano, tirare fuori la biglia senza guardare che cosa avete scelto, ok? Ok, allora adesso ognuno di voi ha una pietra in mano, nessuno sa però ancora che colore ha, no? D'accordo? Io vi do le spalle, dovete fare questo, avete tutte le tasche, tu non c'è le tasche, tieni in mano. La cosa importante è fate questo, guardate che cosa avete in mano e poi mettete in tasca, ok? Chi non ha le tasche tieni in mano. Non fate vedere a nessuno che colore è, non fate vedere quello di fianco, dovete solo saperlo voi. Quando avete fatto mi giro. Avete messo in tasca? Posso girarmi? Perfetto, ok, tasca, tu in mano, non aprire per nessuna giornata. La cosa importante adesso è questa. Io adesso passerò da tutti voi a farvi delle domande a raffica. Poi a ogni domanda, per ogni risposta, dovete solo dire sì o no. Potete decidere di dirmi le bugie o la verità a qualsiasi domanda. Io non vi chiederò mai se è una bugia o se è la verità, non ve lo chiederò mai, per cui la verità o la bugia resta a voi, d'accordo? Non sapremo mai. La cosa importante è che dovete pensare, sì o no?
e dimmi una bugia la verità. L'ultima domanda che vi farò è: hai tu la pietra nera? A quel punto potete anche fermarvi un attimo, pensarci e pensare di dirmi la verità o la bugia e rispondere uguale, sì o no, d'accordo? Quello che dovrò fare io è capire che cosa fate quando dite le bugie e stabilire il vostro linguaggio non verbale, ok? A voi tutti invece chiedo una cosa interessante e divertente: guardateli, guardate come si muovono, che cosa fanno, come strizzano gli occhi, come incrociano, come si grattano, come si muovono, perché lì è il loro linguaggio vero, cioè è lì che si capisce se stanno mentendo o dicendo la verità. Non chiacchierate tra di voi, fermi, bene. Sei maschio? Sì. Sei grigio? Sì. Ce l'hai male che sei già diventati grigi? No. Hai gli occhi azzurri? Sì. Ce l'hai piccolo? No. Guarda che ha fatto una pausa, le pause sono fondamentali, ha fatto così. Come cazzo fai a sapere? Ha perso i capelli da giovane? Sì. Questi sono bianchi? Sì. È alto 1,60? No. È in pensione? Sì. Si è divertito nella vita? Sì. Non sappiamo cosa vuol dire se si è divertito. C'ha sua figlia? Sì. Ha mai raccontato una piccola bugia a suo figlio? Sì. Sua moglie? Sì. Ha mai tradita? Ti fai le canne? No. Guarda il tavolo degli amici, bastardi, capito? Perché quando raccontiamo bugie, no? Ricorda da bambini, la cosa incredibile, no? Quando racconti una bugia, chi è che ti beccava? Tua madre o la maestra? E la cosa incredibile, zitti voi due, non chiacchierate tra voi. La cosa incredibile, quando raccontavi una bugia cosa facevi? Tua madre ti guardava e diceva: no, dimmi la verità. Che bestiale, dice: ma come fai a sapere che è una bugia? Guarda la figlia che dice alla madre: ma come fai a beccarli? Non sappiamo perché, ma l'inconscio ci dice che ci stiamo muovendo in modo diverso e tua madre lo sa. Sei mai fatta le canne? No. Hai mai rubato? No. Hai mai rubato? No. Hai fatto le canne? Hai votato per lo scudo? No. Oh, a questa domanda rispondo tutti no ultimamente. Hai tu la pietra nera? Sì. Sei più fidanzato qua? Ciao! L'hai mai tradito? Me l'ha già fatta? Poi dimmi di voi. No. Sai cosa fa quando dice le bugie? Te lo dico così impara a farla furba. Ogni volta che dice una bugia, c'ha l'occhio che si stringe leggermente e ride così. E la stessa cosa che mi ha fatto quando mi ha detto sì alla pietra nera, c'è sicuramente una pietra bianca in tasca. Grazie, ciao. Bene, bene, bene. Ah, bene, bene. Ah, tutto bene? Sì. A me rubato. Hai mai tradito un amico? Sì. Guarda, lui ha fatto una cosa interessante. Lui ha cercato la verità guardando in alto a destra. Lui è andato a cercare e ha fatto così con lo sguardo. Quando guardiamo in alto a destra stiamo cercando che cosa abbiamo fatto nel nostro passato. E magari il tradimento è stata una piccola cosa, però ha dovuto cercare. Ed è una roba che gli è rimasta dentro questa cosa qua. È andata a cercarla e poi mi ha detto sì. C'hai i capelli frizzolati? Sì. Dimmi una bugia adesso, hai la maglietta bianca? Non l'ho mai detto. No, dimmi sì o no. No, mi dici semplicemente, te ne faccio un'altra, mi dici il contrario della verità. C'hai le scarpe da ginnastica? Sì. E no, ce l'hai le scarpe da ginnastica? Non sono da ginnastica? Ah, ok. Sembrano, vabbè, sì. Bugia. Hai i jeans? No. Lui fa fatica a dire bugie. E questo l'ho provato. Hai visto come fa fatica? Cioè deve proprio sforzarsi. Hai la pietra nera in tasca. Guarda che
Dammi la tua pietra bianca. Grazie. Ciao, grazie. Dove è tua figlia? Dove è tua figlia? Tuo papà è una persona che fa molta fatica a dire le bugie. Meno male, è una buona cosa. Bene, bene. Ah, tieni stretto, non chiudere. Ce l'hai in mano. Ah, non ce l'ha. Ho paura. Ah, hai paura di quello che ti sto per chiedere? No. Sei un eiaculatore precoce. Sì. Questo mi ha sfidato. Cioè, ha detto qualsiasi cosa rispondi così. Non ha neanche quasi ascoltato la domanda. Oppure ha detto la verità. Non lo sappiamo. Dovremmo chiedere alla tua fidanzata. Hai tu la pietra nera. Ha guardato dritto negli occhi e ha detto no. E poi ha guardato la moglie. Ma ha detto tante bugie questa sera? Sì. Qualcuna l'ha detta. No signora, non quelle brutte, quelle stupide. Sì, c'ha un gilet nero lei. Sì. Hai la pietra nera? No. Signora, non le dico che cosa fa quando dice le bugie. Se lo tiene così com'è. Ma quando mi ha detto no, non mentiva, c'è una pietra bianca in tasca. Grazie mille. È stato un piacere, simpaticissimo. Bene, siamo arrivati. Guarda come sono tutte e due così, no? Stanno proteggendo. Non sei fidanzato? No. Ce l'hai fidanzato? Ce l'hai avuto fidanzato? Hai tradito? Sì. E qua? No. Dove si lo giù? Adesso sei innamorato? No. Tanto io non lo mangio. Sei innamorato? Sì. Questa è la vera, questo come detto? Sì, hai visto? Ah, è la moglie, salve signora. Ma non è detto che sei innamorato di lei, No, sto scherzando. Hai tu la pietra nera? Sì. Hai tu la pietra nera? Sì. Uno dei due mente. Lui mente. Cioè, allora conosci così bene? Ce la vuole fare? Su quale domande ha mentito, signora? Non vogliamo sapere. Lei lo sa cosa fa quando mente? Lo becca sempre. L'ho beccato anch'io, signora. Invece lei inizialmente era più difficile. Non capiva. Sì, lei gonfia. Ogni volta che dice una bugia. O ogni volta che pensa di dire una bugia. Ma l'unica persona che mi ha mentito sul sì della pietra nera sei tu. C'hai sicuramente una pietra bianca e tu c'hai una pietra nera. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Un applauso a questi amici, state proprio bene. Bene. Hai visto quanti bugiardi che ci sono guardati? Allora, bene. Allora, con il linguaggio, no? Il linguaggio è interessantissimo perché poi alla fine basta fare delle piccole cose e uno capisce subito. È un lavoro di anni questo, però è interessantissimo. Quando cerchiamo nel passato guardiamo in alto a destra, quando cerchiamo una bugia guardiamo in basso a sinistra, quando avete una persona davanti e gli fate una domanda e quella persona sta guardando in basso a sinistra, sta cercando di costruire la realtà.
mi sta sicuramente per dire una bugia, nel 90% dei casi. Bene, prima di farvi una cosa, volevo fare un piccolo regalo, prima di fare una cosa, visto che sono i bambini, faccio una cosa che piace anche a lui. Questa cosa è fatta così, è fatta di due oggetti, e questo inventarono questo gioco 300 anni fa. Questo gioco venne inventato da un mago francese che prese un sacchetto, prese un pezzo di stoffa, lo cucì da una parte e dall'altra e ne fece un sacchetto. Se vuoi girare il sacchetto, infili la mano e lo rigiri. Sì, vai, rigira, perfetto, un sacchetto, ok? Allora, questo sacchetto è il primo oggetto. Il secondo oggetto è questo. Solo fare attenzione che abbiamo solo questo. Sì? Un uomo? Ok? Ah, perfetto. Allora, questo mago francese inventò questo gioco. E inventò questo gioco dove prendeva un sacchetto, molto semplice, no? E interessante perché uno tocca e dice che era un sacchetto. Non è male. Questo mago francese inventò questo gioco che iniziava, siamo 300 anni fa, iniziava e lui lasciava cadere l'uomo dentro il sacchetto. Non è male, pensate, sì. Questo gioco 300 anni fa lo chiamò, era francese, era 300 anni fa, lo chiamò il gioco dell'uovo nel sacchetto. Che sembra una presa in giro, era 300 anni fa la francese, poi però la magia ha avuto un'evoluzione bestiale, c'è stato Houdini, Silma, Uri Geller, David Copperfield, l'evoluzione della magia. Sono passati 300 anni, questo gioco inizia sempre con un sacchetto, con un uovo che si lascia cadere dentro e 300 anni dopo questo gioco si chiama il gioco dell'uovo nel sacchetto, che sembra una presa in giro. Ma questo è il gioco più incredibile che io ho mai fatto. A volte me lo faccio davanti allo specchio e mi incazzo più perché non ho mai capito come funziona. Il gioco inizia così, si prende l'uovo, si lascia cadere nel sacchetto così, si prende la mano destra così, si va sull'uovo così, si prende l'uovo con la mano sinistra da questa parte e si fa questa cosa qua. Guarda che è una roba bestiale. No, nel senso che guarda, cioè, la cosa incredibile è che lo so che io ho distratto, c'è sempre qualcuno che dice mannaggia mi ha distratto con le parole e mi ha fregato. Allora il gioco dell'uovo nel sacchetto funziona così, ci vuole un sacchetto e la cosa importante è un uovo. Guarda che bestiale questo. E guarda, cioè, allora c'è sempre qualcuno che pensa, guarda, mi ha distratto con le parole e mi ha fottuto. Poi c'è però una regola, il gioco di prestigio non si fa mai 2 volte, tutti tranne il gioco dell'uovo nel sacchetto. Il gioco dell'uovo nel sacchetto si può ripetere anche 2 volte, si prende l'uovo, si lascia cadere nel sacchetto così. Guarda come sono tutti molto più attenti adesso, no? Si prende l'uovo in questo modo così, si prende con la mano sinistra così e si va. Guarda, da far ridere perché mi piace poi c'è guarda e giù. No, è interessante, guarda, così. No, e la cosa incredibile è che a questo punto si prende il sacchetto e si fa. È bestiale, eh? Cioè, e questo è il gioco dell'uovo nel sacchetto. Perché il gioco dell'uovo nel sacchetto è che quando si prende il sacchetto così, si fa così, si prende così, fa. E si lascia, si può, la cosa incredibile è rigirare. Come? Capito? Sotto il braccio, no, sotto il braccio niente. Ah, dall'altra parte, no, neanche dall'altra. Oh, sono 30 anni che faccio questo gioco e penso tutte le volte, non è che se mi ingratto la scena c'è qualcuno che dice sotto il braccio, c'è sempre. No, è che il gioco dell'uovo nel sacchetto si fa con un sacchetto così, si prende l'uovo e si fa. Oh. E questo è il gioco dell'uovo nel sacchetto. Grazie mille, bene. Un piccolo regalo prima di finire e vorrei regalare che cosa c'ho dentro il mio portafoglio e ho 3 piccoli regali da fare. Vorrei, vediamo un po', questa signora, posso fare un regalo? Se le fa piacere. È sposata con lui? Non è colpa nostra, adesso non è qui. Sì, bene, perfetto.
Sì, poi vorrei un ragazzo. Sono figli tuoi questi, sì. Sono figli, sì, perfetti. Figli, sì, poi un ragazzo giovane, sì. Lui, con la maglietta bianca. Sì, lui. Vai, un applauso a tutti e tre, grazie. Molto piacere. Rita, ciao, come va? Tutto bene? Bene. Sposata? Da tanti anni? 17, Ammazza, incredibile. Ma è tuo figlio? miei figli, Tuo figlio quanti anni ha? 16. No, pensavo 19, adesso non sei. No, 16, ciao. Ah, ciao, c'è? Andrea, sposato con 2 bimbi. Sì, Tanto tempo? tanti, No, quanto tempo che sei sposato? quasi 15. Quasi qui, ammazza che tu c'è. Tu? Sposato? No. Fidanzato? Neanche. Ammazza, ci avete un tavolo di forte. Allora, tu ti sei, quanti anni? 19. 19, giovane per voi, lavori, studi. Studi. Lui è il classico ragazzo di famiglia, lui adesso non potrebbe essere tuo figlio. Quanti anni hai? 42. Allora potrebbe essere tuo figlio, cioè 19, insomma, giovane, insomma, sì. E tu come? Io mio. Sì, poi sei un po' là, potresti essere sua mamma, cioè, no, sei molto giovane, lui è molto grande, insomma. Però la cosa importante, li sto sistemando socialmente in una famiglia, cioè lui è padre di famiglia, mamma di famiglia e lui è ragazzo giovane, questo è il processo. Allora io direi che mi metto così, perfetto, se viene un po' più avanti qua, vieni di fianco a lei, sì, qua e qua, perfetto. Allora la cosa importante è questa, vi faccio un piccolo, vieni più vicino, mettiti un po' più giù, così, vieni un po' più qua, perfetto. Avete le tasche, sì. Allora, il regalo che voglio farvi è qua dentro il mio portafoglio. Dentro questo portafoglio ci sono 4 oggetti che facciamo vedere tutti. C'è una mia fotografia, c'è un biglietto della metropolitana di Milano, una carta di credito oro e 50 euro. Questo. Graziella, no. Rita, io consegno il portafoglio a te. Attenzione. Al mio via, Rita, ti girerai, apri il portafoglio, prendi un oggetto, quello che vuoi tu, facendo attenzione a non farti vedere da nessuno, lo metti in tasca, chiudi il portafoglio e ti rigiri. Sappi che quello che prendi da quel portafoglio lo togli a loro. È chiaro, è evidente, però lo metti in tasca, d'accordo? Rita, ti giri ora. Lo prendi l'oggetto, lo infili in tasca, chiudi il portafoglio e a quel punto ti rigiri. Quando hai fatto mi dici ok. Hai già fatto? Mazza Rita, hai visto come è stata attaccata? Io ho l'immagine, guarda la figlia del cielo, mamma è così, decidi. Adesso passa il portafoglio a lui, fermo lì, non ti muove. Tu fai la stessa identica cosa, al mio via, ti giri, apri il portafoglio e solo allora vedrai cosa Rita ti ha lasciato. E a quel punto potrai decidere da quel portafoglio che cosa tirare via, mettere in tasca prima di chiudere il portafoglio e di girarti. Lo fai ora. Vai! Quando fai, non inquadrate dall'alto, ragazzi, ma chi è che inquadra dall'alto? Che è pazzo, un genio. Chiudete il portafoglio, hai fatto? Hai già fatto, scusa, non dovete inquadrare dall'alto, se no vediamo, tutti vedono che cosa prende e sarebbe troppo facile. Attenzione, a questo punto ti chiami Edoardo, prendi il portafoglio Edoardo, per la prima volta Edoardo saprai che cosa loro ti hanno lasciato, d'accordo? Fai la stessa cosa, ti giri, apri, finalmente guardi che cosa ti ha lasciato, prendi uno dei 2 oggetti che ti ha lasciato e lo infili in tasca, fallo ora. Hai fatto? Hai chiuso? Ok, attenzione! Perché la cosa che ho evitato di dire è questa. Loro hanno preso un oggetto che rimarrà loro se io non indovino che cosa hanno fatto. L'unico modo per portargli via quegli oggetti, cioè riprenderli, è capire che cosa hanno fatto.
La cosa interessante è che lei ha aperto il portafoglio, ha guardato e ha detto: ho la responsabilità sua, ho guardato e non posso portargli via tutto, devo lasciargli la possibilità, potrebbe essere mio figlio. Non dir niente, non commentate neanche con la faccia. Per cui cosa ha fatto? Ha guardato e, pensando di avere una figlia, ha preso la mia fotografia, che era la cosa meno di valore. Shh, non guarda niente, non commentate tra le voi. È un'analisi che faccio iniziale. E ha messo in tasca la mia fotografia. Poi ha passato il portafoglio a lui. Lui ha guardato e ha detto: mazza, mi ha lasciato qualsiasi cosa, ha detto. Il biglietto da visita, la carta di credito, 50 euro. Non mi sembra vero. Ma anche lui poteva essere suo papà. E anche lui ha dei figli. Però da papà dice: conosco il valore del denaro e non posso fare altro che pochi subito ma buoni, tra 50 euro sono infilati in tasca. E poi è passato il portafoglio a lui, che ha guardato e che cosa ha fatto? Semplicemente ha pensato: mazza, mi ha lasciato la carta di credito, e ha detto: e quando mi capita più? Però ha guardato e dice: sì, però c'è anche la biglietto della metropolitana. E dopo tutto ciò che ha detto, sai che faccio? Piglia la biglietto della metropolitana e me la metti in tasca, perché qualsiasi cos'altro potrebbe essere rubare. Questa è una prima analisi. Ma non succede mai che cosa facciamo quando pensiamo la prima volta a una cosa. Ma io, quando ho messo Rita lì, gli ho detto: lui potrebbe essere tuo figlio e quello che prenderai non lo potrà più prendere lui. E allora Rita si è girata, ha aperto il portafoglio e, pensando ad avere una figlia, ha pensato: io non posso portare via una fotografia, non posso far vedere che lei ha preso 50 euro e non mi potrei mai permettere di prendere una carta di credito. Prendo la cosa più piccola che esista, quella più insignificante, il biglietto della metropolitana. Grazie. A questo punto ha preso il portafoglio lui, ha aperto e c'ha 2 figli piccoli in sala e c'ha comunque la responsabilità paterna di quello che vi ho detto, cioè potresti essere suo papà. E adesso veniamo a lui, 19 anni, fa un cazzo dalla mattina alla sera, ha aperto il portafoglio e che ci trova dentro? 50 euro e la carta di credito. Della carta di credito non sa che farsi, ma di 50 euro c'è un buon, me li spendo subito. Ma ha 19 anni e non ha l'esperienza di sapere che probabilmente la carta di credito senza la firma giusta non la potrebbe né usare e tanto meno utilizzare, e poi sarebbe illegale. E quindi probabilmente, se avesse guardato bene, avrebbe visto che quella carta di credito era scaduta da almeno 5 anni. Ha fatto la cosa più stupida che poteva fare: prenderla e infilarsela in tasca. E mi ha lasciato i 50 euro. Bene, siamo arrivati alla fine del mio spettacolo, e per concludere questa serata voglio raccontarvi di un personaggio che visse 100 anni fa, un personaggio che visse 100 anni fa e che inventò un'arte. L'arte dell'escapologia, l'arte del sapersi liberare, fuggire o evadere semplicemente utilizzando l'abilità fisica. Questo personaggio visse 100 anni fa, inventò l'escapologia e si chiamava Henry Houdini. Quel personaggio che riusciva a liberarsi, fuggire o evadere ovunque venisse costretto o imprigionato.
e questo personaggio fuggì, evase, ovunque venisse imprigionato o costretto. Riuscì a liberarsi da una camicia di forza, da corde, manette, catene. Si liberò da una cassa inchiodata, incatenata, azzavorata e gettata nelle acque gelate di un fiume. Riuscì addirittura di evadere da una robustissima cassaforte e addirittura da una delle celle più famose del mondo, una cella di Scotland Yard. Henry Houdini venne definito The King of Escape, il re delle evasioni. Houdini riuscì a evadere ovunque venisse imprigionato. E in 30 anni di professione ho ripetuto tutti gli esperimenti di questo grandissimo personaggio. Nell'84 a Torino, in riva al fiume Po, mi fece incatenare completamente, richiudere all'interno di una cassa. Questa cassa venne inchiodata, incatenata, zavorrata e gettata nelle acque del fiume. E da questa posizione assurda dovetti liberarmi da tutto ciò che mi teneva imprigionato e uscire completamente libero in 1 minuto e 50 secondi. 2 anni più tardi in questura, di fronte al capo della mobile, di fronte a 30 giornalisti, sfidai la polizia e mi feci ammanettare con un paio di manette d'ordinanza. Mi liberai da queste manette in meno di 10 secondi. Nel 1990, in occasione dei festeggiamenti delle ritorni seriali a Torino, all'interno dello stadio comunale, mi feci fissare sul corpo e mi bloccarono sul corpo una robustissima camicia di forza. Questa camicia di forza stretta sul mio corpo, le mie caviglie bloccate ad una corda, questa corda legata sotto la pancia di un elicottero, mi issarono la testa in giù a 50 metri sulla verticale del campo e da questa posizione assurda dovetti liberarmi dalla camicia di forza, dallo strumento che mi teneva imprigionato, issarmi sulla corda, liberare le caviglie e solo allora l'elicottero mi riportò a terra. Nel 2000, in occasione di una diretta televisiva, ho ripetuto l'esperimento che 100 anni fa costò la vita a Houdini, la famosa pagoda della morte, questa vasca di vetro piena d'acqua, le mie caviglie bloccate al coperchio della vasca, issato testa in giù, immerso testa in giù e il coperchio bloccato sulla parte superiore dell'attrezzo. E da questa posizione micidiale dovetti liberarmi in 1 minuto e 20 secondi. Questo per spiegare che l'escapologia non ha nulla a che vedere con un gioco di prestigio. Se con un gioco di prestigio si sbaglia, al limite si rischia una figuraccia. L'escapologia c'è in gioco molto di più e il rischio è molto più alto. Quello che chiude il mio spettacolo questa sera è uno degli esperimenti che reputo tra i più incredibili di tutto il mio repertorio. E vorrei usare per questo esperimento 2 attrezzi molto semplici. Una corda, 2 corde, una corda molto piccola in nylon pieno, viene in gergo velistico scottino da vacca. Vuole darla al consigliere, questo signore qua, prego, la tenga lì, la stiri, faccia tutto ciò che vuole, ma la tenga lì così se lo deve trovare. La seconda è una vera e propria cima da vacca, molto più lunga della prima, molto più resistente, viene usata o per barche molto più grosse o addirittura per arrampicarsi su in montagna. Posso darle questa? Sì? Perfetto. Tiri, faccia tutto ciò che vuole, attenzione ai bambini, sì. Ok, allora per questo esperimento ho bisogno della collaborazione che mi faranno un po' da notaio. Questo esperimento è di 2 persone del pubblico, chi meglio delle 2 persone che hanno controllato le corde. Se volete venire sul palco, grazie, un applauso. Vai. Molto piacere Marco, Stefano, Sergio. Allora Stefano, Sergio, mazza, lei è bello grosso come cara, eh? Beh, quanti anni? 1,90? 1,90, allora Sergio, vero? Stefano da questa parte, Sergio di là, grazie. Ah, perfetto. Stefano, ha controllato le corde, sono resistenti, robuste? Sì, se vuole dare anche questa arma più piccola, Stefano, lei continui, io da lei arrivo subito. Ok. Stefano, Roberto, vero? Sergio, a lei chiedo 2 cortesie, molto semplici. Le consiglio questo, è un sacchetto, se lei dovesse bendarmi, e basterebbe prendere questo sacchetto e infilarlo in testa. Prego, lo userà più tardi, lo infili in tasca, così sa dove trovare. Guarda di jeans, appena, guarda. Così senza, così sporgente, lo mette in tasca come vuole, così lo trova subito, perfetto.
Seconda cortesia, Sergio, si mette da quella parte. Ad un certo punto, Sergio, io entrerò dentro questa tenda. Una volta entrato dentro questa tenda, le griderò via. Al mio primo via lei prende le due stecche laterali della tenda e lentamente va su oltre il suo sguardo. Ok? Scusa, devo chiederti se no di non usare, perché gli hai già detto, grazie. Oltre il suo sguardo, ok? Passeranno pochissimi istanti e dopo pochissimi istanti gli griderò un secondo via. Al mio secondo via apre le mani e la lascia cadere. Ok? Proviamo. Pronti? Via! No, più lentamente. Su. Fermo così. Via! Perfetto. Apre semplicemente le mani. Ok, bene. Sergio, grandissimo. Stefano, venga qua. Ha controllato? Sono robuste, questa è una cordaccia vera. Sì. Stefano, lei ha mai visto il mio spettacolo? Ma questa cosa qua non l'ho mai vista. No, perché sennò non sarebbe mai venuto sul palco. Le spiego perché. Io e Sergio con questa corda lunga la legheremo completamente. Il collo, le braccia, le gambe molto strette. Per quello ho chiesto quanto è alto, 1,90. Poi con questa corda le leghiamo le caviglie, dal centro verrà calato un gancio, la appendiamo a testa in giù e contento. Stefano, sto scherzando. Queste corde le serviranno per legarmi completamente. Anche a lui, Stefano, le chiedo due cortesie. La prima è questa: con queste corde dovrà fare dei nodi. Non dovranno essere nodi semplici, perché sarebbe troppo semplice slegarli. Tutti i nodi che farà, Stefano, saranno nodi doppi. Si intende di nodi? Questo è un nodo Savoia, è un classico nodo doppio da pacchi, ha una caratteristica più tira più stringe. La seconda cortesia, Stefano, è che tutti i nodi che farà dovranno essere tutti nodi doppi, ma molto stretti. Non si preoccupi di far male, tiri con tutta la sua forza. Prego, primo polso, primo nodo. No, faccio un nodo. Sì. Così vediamo come sarà acá. No, stringhi Stefano. Stringhi, così va benissimo Stefano. Doppio nodo. Ok, benissimo. Lascia pure. Non so se si vede, c'è la mano che comincia a gonfiare, non sta scherzando. Stefano, secondo passo, secondo nodo, anche questo stretto. Grazie Stefano. Ha preso seriamente. Ok, la prima particolare dell'esperimento sono i polsi completamente immobilizzati dietro la schiena. E questo è il primo particolare dell'esperimento. Stefano, con queste due corde, un nodo intorno al collo, quello non lo stringa, Stefano. Sì. Ok, che non passi la testa. Stefano, doppio, perfetto. Allora, non lo passi tranquillo, basta che poi. Sì. Lo deve stringere questo. No, stringa da dentro, Stefano. Da dentro, sì. No, diventa mi ammazza. No, ma ammazza. Allarga. Stefano, no, deve stringerlo perché non diventi scorsoio, la girata. Non giri così, no, esatto, no. Scusate, ma se scorsoio mi ammazza il dopo. Adesso, Sergio, aiuta Stefano. Partiamo un braccio per uno, vai. Dovete portare il corpo in tensione, vai, esattamente, vai, piano, vai, porti in tensione del corpo, così, ok, legate di quelle braccia.
Se vuoi fare un nodo lo fai doppio. Ok. Intanto vi assicuro che Sergio e Stefano non hanno scherzato a partire, affatto. Incominciano veramente ad avere molto male le braccia e le mani. Stefano, con le corde che ti rimangono, le gambe, come vuoi. Tira. Puoi anche fare un terzo nodo. Fai un terzo. Oh, va bene, vi faccio vedere come Sergio e Stefano mi hanno legato completamente polsi, braccia e gambe, e vi assicuro che non hanno scherzato affatto. Incomincia veramente a avere molto male alle mani e alle braccia. Stefano, qui per terra, come vedi? Sì, fermo così, c'è una tenda. Fermo, dovresti gentilmente entrare dentro questa tenda. Sì, tu, già ti piace di meno, questa cosa. Adesso Stefano, rivolgi verso il pubblico. Fermo così. Adesso senza pestare la tenda, vai avanti lentamente. Ancora un po' senza pestare, sì. Proprio avanti, vai. Vai. Fermo così, fermo. Braccia lunghe ai fianchi, sciogli le braccia. Guarda avanti a te, concentrati sulla mia voce, Stefano, fermo, non farne sì né no con la testa, rilassati, concentrati solo sulla mia voce, fermo così, ok, perfetto, fermo, rilassati, ok, perfetto, sulla prima parola, non la sento, un po' più alta, grazie, sì, Stefano, fermo, muovi. Guarda avanti a te, concentrati solo ed esclusivamente sulla mia voce. Questa è la cosa più importante, fermo, immobile, rilassati. Devi tenere le braccia lungo i fianchi, non guardare, non farsi con la testa. Stefano, la cosa importante è che devi concentrarti sulla mia voce e non muovere neppure un dito, neppure un muscolo, rilassato. Non muovere le braccia, non muovere le dita. Dalla spalla, lungo il collo, fino alla
ma insieme.